my heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora, oggi sono qua con questo nuovo video per farvi vedere un let's play. Allora, inizio subito con dire che questa serie non avevo intenzione di farla, ma diamine, hanno fatto uscire il cannone a livello 13, perciò non sono più un villaggio maxato, cioè quasi maxato, ma solamente i cannoni non sono a livello 13. Li dovrò purtroppo fare tutti. Allora ragazzi, inizio subito a farvi vedere un attimo il mio villaggio. Allora ragazzi, innanzitutto andiamo a vedere qua modifica a disposizione. Ho tutte le difese al massimo tranne 5 cannoni e i muri ce li ho quasi tutti al 9, veramente troppo power, e alcuni muri al 10 che sono veramente bestie delle bestie, e dei muri all'8 perché ce li ho ancora all'8 sti muri. Vabbè, poco importa. Andiamo a fare subito un attacco così a caso per mettere al lavoro un muratore, dato che ne ho 4 liberi. Facciamo partire il prossimo cannone a livello 13. No, anzi, prima di andare a farvi vedere un attacco, vi faccio vedere l'ultimo attacco che ho fatto. Veramente una cosa troppo power. Ho fatto praticamente, non dico 100, però 2 stelle veramente easy. Ho preso tutte le risorse di questo villaggio, anche se era un Town Hall 10. È stato molto sfortunato dato che non aveva l'Inferno Tower e le stava facendo molto probabilmente, e Kai l'ha sfondato per bene. Allora, in questo attacco ero un pochino preoccupato dato che a caspiterina gli stavano uscendo le truppe del castello. Per fortuna erano solamente dei giganti al 6, questi suppongo sì, sono al 6. Allora, nel frattempo le mie truppe stanno già penetrando per prendere le risorse. Allora, qua mi sa che avevo buttato la gelo perché c'erano degli arcieri che rompevano e dovevo congelarli per forza, sennò mi benedivano. Non dico che mi avrebbero benedetto il re al 25, ma avrebbe dato molto fastidio. Nel frattempo tutte le truppe piccoline sono già morte. Abbiamo i miei eroi. Ragazzi, i miei eroi purtroppo sono ancora al 25. Ora direte, ma cazzo, sei stronzo? Sei Kai, sei stronzo? Hai eroi a 25, ti lamenti? Un po' schino sì, perché tutti i miei amici ce l'hanno al 40 e al 30. Perciò devo darmi una mossa. Nel frattempo i miei eroi stanno facendo il devasto. Guardate qua la regina come scappa via. Scappa. E mamma mia, ci credete che prendo altre due depositi qua? Mamma mia, ci ho avuto un culo della Madonna. Infatti con gli eroi sono riuscito a prendere le risorse. Allora, appena avete tempo ragazzi, portate su gli eroi che sono veramente importantissimi. 347.000 e 150.000 di Elisir e 1446 di nero. Naturalmente dopo mi sono beccato il bonus da 50.000, che non era male, anzi era molto buono. Allora ragazzi, ora andiamo a fare un attacco così alla caso per prendere 5.000 di oro, ben 5.000. Ho aspettato proprio apposta per... mamma mia, stavo per superare i 5.000, ne avevo solo 900 lì. Allora, facciamo un attacco così. Il primo che becchiamo... Ok, il primo che becchiamo è forte. Cioè, purtroppo non riesco a fargli il 50% dato che non ho gli eroi, devo skippare. Allora, stampo out. Culo della Madonna. Culo della Madonna. Allora, vediamo se ha le risorse un po' esterne. Sì, c'ha le risorse anche esterne. Un culo della Madonna pazzesco qua allora. Allora ragazzi, vi ricordo che ora tutti i miei video sono a una risoluzione di 1080p, perciò mettetelo in alta definizione se volete vedere i video in alta qualità. E noi continuiamo con l'attacchino. Allora, spero che nel castello non ci sia niente. Prendiamo un po' di resource. Bella sta bomba gigante. Bella, grazie amico. Coreano anche questo. Tutti coreani quando li attacco. Ok, ha un deposito fuori, però non ha niente il nostro amichetto. Mandiamo anche i giganti, ma si spacca muro che mi servono. Ok, no, scheletrini, quelli li odio, i scheletrini li odio. Sono la cosa peggiore di questo mondo. Mamma mia, prendi risorse, ce l'hanno anche qua, un pochino qui. Sta arrivando. No, mongolfiere, no, prendi subito Town Hall. No, mongolfiere. Rischiamo di fare fail. Allora, il nostro amichetto
cosa ancora di fottibile? Qua un pochino qui, fottibile, un pochino qua, fottibile, un pochino qua, fottibile. Sì dai, ci si accontenta. Purtroppo non le ho preso niente di Elisir, dato che ce l'aveva tutto interno, ma un po' di oro io l'ho preso. Mi risparmio il castello e facciamo resa. Mamma mia, un attacco alla cazzo, ho preso un botto di risorse. Torniamo a casa. Allora ragazzi, come vedete io sono pieno overpower di oro, perciò sono quasi a 8 milioni anche di Elisir. Perciò facciamo partire. Allora ragazzi, ho già un cannone al 13, guardate com'è bello, troppo power. E facciamo partire un cannone al 13. Quale facciamo partire? Questo. 3, 2, 1, via! Boom! Addio risorse. Allora, dato che abbiamo ancora risorse, facciamo un po' di muri, dai, sì, facciamo. Allora, intanto guardiamo il mio laboratorio. Tra un giorno e 6 ore mi si finisce. Devo mandare i giganti al 7 che non ne ho ancora fatti. Perciò usiamo tutto. Ma sì, usiamo tutto. Papam. Papam. Anzi, faccio muro al 10. Mi conviene ragazzi? No, prima faccio tutti al 9 e poi li faccio al 10. Papam. Papam. Io sto già piangendo, non ho più risorse ormai. Papam. Mamma mia, 0 risorse. Mamma mia. Caspiterina, ho usato tutto. Ai. Vediamo quanti muri mi mancano ancora ora. Allora, vediamo se non si inceppa tutto qua. Allora, ancora 46 muri all'8 da fare al 9. Tanta roba ancora da fare. Ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Come al solito lasciatemi un like, un commento e noi ci vediamo la prossima volta.